Buonasera, benchiatas con Novis, l'ultima edizione dal 2021 che in cul bulletin. Tiarce di record consecutive per Gnuf in FES in Friuli, Vignese e Giulie. E sono 2361 gli Novis positivitas chiatadis in 24 ore. Vignidis studi 11.301 tampons molecolare, cutuardis 1.341 provi sveltis antigenics. In te ultime settimane la nostra regione ha fatto contare 8.670 nuove positività e resti instabili invece le percentuali di occupazione di terapie intensivis e aris medicis con 20 volte 287 pazienti ricoverati rispettivamente a PET dall'anno passato, quanto che si registrava in TANS, ma con nuove positività, il livello di occupazione alle più che sdimesate, 4 le vittime. E anche mo scrittis Novax a Udin, che ste volte però non davanti di un istituto scolastico, ma davanti dall'ospedale di scrittis Rossis e sempre firmadis de dopo son comparidis sunt un muro di vie escluse forte davanti dal Dipartimento di Prevenzione e una violenza ai DAMPS dagli operatori, dal sistema sanitari, alla dite, alla commentata Denis Caporale, il direttore generale di aziende sanitarie, i DAS e la Siensef Velin Clare, la campagna di vaccine e è la enesime conferme. E siete ignute che stamattina in incontri urgente tra il presidente des conferenze des regions Massimiliano Federica e i ministri di istruzione e di salute Bianchi e Speranza al centro del colloquio la ripartenza delle scuole dopo gli fiestis nadalinis, cui gli incontris con gli incognitis in FES e personale non vaccinate. È stato un incontro costruttivo e positivo, la dite Federica, che ha prospettato al governo certe ipotesi di interventi, il ministri obiettivi alle che l'anno scolastico in presince calcolando però che l'andamento delle curve epidemiologiche che è alte proprio de FES che va dai 6 ai 13 1. E è morte che stamattina a Pordenone Sara, la frutta, pavè, con una malattia genetiche che le accompagnava finte dalla nascita e aveva nome 13 1. E ieri solo la cura dall'ospedale Burlo di Trieste che aveva condotto una serie di cure sperimentali per CD di molestare sintomi della sua malattia il terzo caso in regione. Ora tu sei libera di svolare e hanno scritto i genitori sui social in dula che Sara e ieri tentative. E è scomenzata ufficialmente la guerra dai Pignarui. Dopo la decisione dal prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, di annullare gli avvenimenti di Epifanie, con l'eccezione dal FUC grande di Cuie di Tarcente, le associazioni dal territorio sondadis su. In prima pagna che va in davanti con la preparazione dal Fogaron Epifanic Sergio Freschi, di associazione che sempre si interessa dal Pignarul, nus sclaris la situazione. Sentenlo. Alle sicuro che lo pien, quando saven, e neanche cui, ma che il Pignarul a pagna si piedi, si visares dal colore del cielo, e che a nord che sono in pianura e a sud che sono in montagne, non sai dei altri. Comunque noi abbiamo lavorato massa e per masse eins, per la sauna senza il Pignarul. Ecco ciò che puoi dire. E allora si prepara un prindalan, un vore flap per nostra regione, con gli splacis principali che hanno rinunziato a veionse spettacoli di fin dall'anno. A Udine resti in confermas nome i fuochi di artifici, così anche a Gorizia. Pordenone invece non è spettacolo, ma in place il 20 di settembre sono stati preparati dei chiasutis viertis fin a notte tarde. Accesso a aree consentute dome col Super Green Pass. Tradizione rispettata invece a Grau con dodis temeraris che hanno fatto l'ultimo bagno dall'anno.
E salteranno col prin di Zenaris novis tarifis sul trasporto pubblico locale cencio mens, ma con la prima integrazione dal servizio a livello regionale con sconti e combinazioni tra autobus e trens. I biglietti orari attaccanti di lui e poderanno essi doprarsi in maniera indifferente in tutte le città della regione. Una vera e propria rivoluzione, ha sclarito l'assessore regionale Graziano Pizzimenti, doti il sistema di interventi al volessi un incentivo per doprare la rete regionale di Miec Publix. E all'ere dotte anche per voi perché queste ultime edizioni di Novis dal 2021 si vede nel prossimo anno, dal 2022. Allora, grazie di aver ascoltato e una buona serata ad oggi.